Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, 21:01, siamo in diretta, uno speciale dedicato a quello di cui si sta parlando oramai da una settimana, gli attentati di Parigi, prima l'attacco al giornale satirico Charlie Hebdo e poi, come ben sapete, in quel negozio dove sono stati uccisi 4 ebrei. Di questo faremo un po' il punto anche delle indagini, ci sono stati degli arresti, oggi proprio si è scoperto che i Kalashnikov utilizzati quel giorno a Parigi erano stati acquistati nei Balcani, quindi è ipotizzabile che quelle armi possano essere transitate dalle nostre parti. Quindi questo appunto la cronaca fino ad oggi. Per fare un po' il punto anche della situazione in ambito locale abbiamo invitato alcuni ospiti, salutiamo subito Marco Orioles, buonasera Orioles, saggista e autore di libri sull'Islam, poi abbiamo Enzo Bortolotti della Lega Nord, già sindaco di Azzano Decimo, noto anche per le sue ordinanze anti-burka. Poi abbiamo Osam Aziz, consigliere comunale del PD a Udine, buonasera anche a te. E poi abbiamo Borawi Zlatni della comunità islamica di Udine, buonasera anche a lei. Fra poco, quando andremo con altra inquadratura, vedremo anche il buon Elio Khabib, rappresentante della comunità ebraica di Udine, che è uscito proprio a cavallo della sigla d'inizio. E allora io volevo cominciare subito da Orioles dicendo che si è fatta un po' di fatica ad avere rappresentanti della comunità islamica, almeno per quello che concerne una delle due moschee a Udine. Cosa è successo? Beh sì, allora ormai è di dominio pubblico, per cui si può anche dire. È successo che quando sia Telefriuli sia un'altra emittente locale hanno deciso di organizzare una trasmissione televisiva, mi hanno contattato ben sapendo che io appunto nutro rapporti con le comunità islamiche per motivi di studio, oltre che di amicizia, ecco, e mi hanno chiesto appunto di invitare i rappresentanti delle comunità a partecipare, no? E io ho aderito, ho chiamato e devo dire che ho incontrato delle difficoltà nell'ottenere una risposta celere. Ho capito che c'era bisogno di tempo perché avrebbero dovuto discutere internamente tra loro sull'opportunità di partecipare o meno, e purtroppo dopo diverse ore e più telefonate l'esito è stato, diciamo, negativo per tutte le persone contattate, con l'eccezione dell'amico Bouraoui che è qui oggi in studio, e le spiegazioni adotte sono state, diciamo, un po' confuse, e io a un certo punto ho anche chiesto al responsabile del secondo centro islamico di Udine, di cui fa parte Bouraoui, una spiegazione scritta che mi è arrivata via mail. E c'è paura, diciamo, questa persona ha detto ho paura. Sostanzialmente il messaggio mandato, i messaggi sono due. Il primo è che queste persone non vedono il motivo per cui devono partecipare. Non hanno niente da dire. Perché sono fatti lontani che non riguardano una comunità locale che ha altre priorità. La seconda è che c'è paura. Mi scrive appunto il signor Alessandro Spartà che lui, presentandosi nella sede appunto della moschea, si guarda intorno con un po' di paura per quello che potrebbe succedere. Questo è un po' anche, diciamo, il sintomo di un clima un po' pesante. Allora, sappiamo che deve intervenire in altra trasmissione, lo ringraziamo tra l'altro di aver anche anticipato la presenza almeno telefonica. Saluto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Buonasera Salvini. Buonasera a lei, agli ospiti e a chi ci guarda. Senta, che cosa è cambiato da quel 7 gennaio? Ma innanzitutto ho sentito l'introduzione che avete fatto che mi preoccupa, perché ci dovrebbe essere la corsa del cosiddetto Islam moderato a condannare qualsiasi episodio di violenza. Il fatto che anche Telefriuli abbia dovuto faticare per trovarne qualcuno mi lascia più di un dubbio. È cambiato parecchio, nel male ovviamente, perché ci rendiamo conto che il problema può essere sul pianerottolo di casa nostra. Non è allarmismo, è una presa d'atto, perché fino a 15 giorni fa sfido qualunque telespettatore a supporre che alle 11:30 di un giorno qualunque in giro per Parigi sarebbero state ammazzate in
48 ore 20 persone per motivi di fanatismo religioso, perché di questo si tratta. Ho visto delle analisi interessanti, perché se si identifica il problema è più facile prevenire, non sconfiggere alla radice, ma prevenire altri problemi, e il problema è legato all'Islam. Ha un nome e un cognome, non a tutto l'Islam, non a tutti gli islamici evidentemente, però c'è solo una religione in giro per il mondo, dall'Australia al Canada, agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, alla Spagna, alla Francia, nel nome della quale si ammazza, nel nome della quale ci sono dei bambini di 8 anni che si fanno esplodere nei mercati, nel nome della quale, come nel video che ho visto ieri con terrore, un bimbo di 10 anni spara in testa a 2 cosiddetti infedeli, e ci sono milioni di persone che applicano, non so se fraintendendolo evidentemente, il loro Corano in questa maniera qua, perché l'infedele è infedele in quanto tale. Non sono alcuni pazzi, ci sono decine di regimi al mondo islamici in cui per una donna non si può guidare, in cui l'omosessuale viene condannato a morte, in cui l'adultera viene lapidata. È un'interpretazione fanatica di una religione che porta alla morte. Quindi l'Islam non è come le altre religioni, perché nel nome di nessun altro Dio nel 2015 si taglia la gola a qualcuno, e quindi prima di concedere qualsiasi tipo di spazio, di luogo, di ritrovo alla comunità, alle comunità islamiche in giro per il mondo, io voglio sapere chi paga, chi prega, come, perché, in che lingua, spiegando cosa, perché si fa finta che il problema non sia legato all'Islam, non si capisce niente. Senta Salvini, lei ha detto è un atto di occupazione militare, rispondere con tolleranza e buonismo è un suicidio. Papa Francesco pensi alle persone che stanno sterminando i cattolici nel mondo, lei conferma tutto? Assolutamente sì, io voglio vivere in pace, serenità, fratellanza. Il mio problema non è un problema religioso, ripeto, non sono l'ultimo dei buoni cattolici, uno può credere in Maometto, in Buddha, può essere ebreo, protestante, valdese, Hare Krishna. Purtroppo nel nome di Allah si sparge troppo sangue, non solo a Parigi, ma in giro per il mondo. Quindi quando Papa Francesco va in Turchia, ad esempio, va a porgere omaggio a uno Stato che mette in galera i giornalisti che non la pensano come regime e che ha distrutto centinaia di chiese cristiane, ad esempio nella Repubblica di Cipro, che è militarmente occupata da 40 anni dalle truppe turche. Quindi va bene il dialogo, però il dialogo non deve far rima con suicidio, perché se io dialogo con qualcuno che vuole la mia morte, non ho capito esattamente come gira il mondo. Senta, in questi giorni sono uscite le vignette di Charlie Hebdo, le avrebbe pubblicate anche lei, fosse stato il direttore di un giornale? A me non piacciono, ci tengo a dirlo, a me non piacciono, non mi fanno ridere, non mi fanno riflettere, e secondo me sono di pessimo gusto. In una democrazia sviluppata la mia forma di protesta è non comprare il giornale, non entrare col Kalashnikov a fare una strage. È questo. Ma nella traduzione pratica, poi saranno i vostri ospiti in studio a spiegarlo meglio ai telespettatori, quello che mi preoccupa non sono i 4 terroristi che ammazzano, è il silenzio di altri milioni di persone, è una concezione della vita non compatibile con i nostri valori, è il fatto che alle porte di Milano la comunità islamica chiede una piscina riservata alle sole donne perché secondo il Corano non possono nuotare insieme uomini e donne. È il fatto che a Padova i profughi o i presunti profughi di religione islamica abbiano rifiutato di farsi visitare da medici donna. È il fatto che migliaia di donne siano lasciate in Lombardia a casa dai mariti e siano impedite di imparare la lingua e di frequentare altre donne. Il problema non sono solo i terroristi che vanno combattuti, identificati, arrestati. Il problema è che probabilmente questa è una religione molto più forte delle altre, diciamocelo. Noi in Occidente ci siamo rabolliti, il primo che arriva a dire togli il presepe dall'asilo e noi gli togliamo il presepe, il primo che dice il crocifisso mi dà fastidio e noi gli togliamo il crocifisso, il primo che dice io non voglio mangiare pane prosciutto e allora tolgo pane prosciutto dall'ospedale. E qua c'è una religione nel nome della quale milioni di persone sono disposte a tutto. E questo è un problema. Lei può rimanere, è il problema. lei può rimanere ancora 2 minuti in linea, così magari faccio replicare un attimo a Zlatni. Che impressione ha di quanto sta dicendo in questo momento Salvini? Guarda, innanzitutto buonasera. Buonasera. Bene.
E voglio soltanto notare che se io devo parlare stasera, parlo a nome prima della comunità islamica nostra, che abbiamo una bella convivenza nella zona. Non posso dire che siamo un modello, ma non abbiamo avuto mai problemi. Li abbiamo fatto sempre notare alle forze dell'ordine, a tutti quanti, che stiamo lavorando una pecora nera nelle nostre due comunità, non ci sarà mai. Se ci fosse qualcosa mi dispiace, però se c'è qualcosa noi abbiamo già concordato che informiamo tempestivamente, perché prima di fare del male gli altri ci mettono anche noi in difficoltà. In difficoltà la prova, ci sono tanti massacri, perché qua il discorso che sentiamo, tanta verità c'è dentro, un po' a senso unico. Allora non voglio ribadire un punto per un punto, perché qua non andiamo a finire, quindi non vorrei entrare nel merito, perché apparentemente di quelli che so io, quelli che stanno pagando con la vita, ci sono tanto gli occidentali, di quelli che ho capito io, giusto per fare un piccolo riassunto. E invece? Io io mi rivolgo sempre ai mass media, che sono come si dice là, un'arma a doppio taglio, no? Che noi qua almeno a Udine non siamo mai stati invitati quando succedono guai, diciamo dall'altra parte, questa volta contro i musulmani, non ci hanno mai invitato. Io mi ricordo almeno di questa mittente televisiva e un'altra della nostra zona, mi hanno chiamato per problemi di Boko Haram, abbiamo parlato, vi abbiamo già avvertito tanto tempo fa cosa si deve fare, quali sono le cose da vedere. Poi mi hanno chiamato una volta per l'uccisione dell'ambasciatore americano nel consolato di Bengasi. Mi hanno chiamato una volta per l'esplosione della chiesa ortodossa in Egitto. Questi sono i momenti in cui mi hanno... Scusi, rispetto a quello che ha detto poco fa il segretario della Lega Nord, Salvini, lei cosa dice? E quanti punti devo parlare io? Sceglie uno, ce ne sarà uno che la appassiona di più. È una cosa che mi appassiona di più. Direi, prima cosa, dicono che noi siamo contro la libertà dell'espressione. Cioè, gran parte di noi sono scappati del loro paese, costretti a lasciare per la libertà di espressione. E quelle uniche cose sono delle sottilezze, delle parole, perché c'è gente molto intelligente di noi, che noi siamo mezzi ignoranti, che giocano sulle parole. C'è un'enorme differenza fra libertà di espressione e insulto. Questo noi dobbiamo parlare su questo. Per quanto riguarda tutto quello che succede almeno a casa nostra, le persone devono vedere in modo proprio approfondito le politiche estere, invece di andare a spendere subito dei soldi sulla nostra sicurezza interna, perché mi sento, l'ho detto parecchie volte, friulano della zona, italiano, sono qua da quasi 23 anni e mi interessa la mia sicurezza come la sicurezza di tutti i miei concittadini. Senta, questo non c'entra con gli attentati, però Salvini, che ringrazio ancora in linea, diceva di questa piscina per sole donne islamiche, cioè le donne non possono nuotare nella stessa acqua. Guarda, ci sono tante di quelle attività in cui non abbiamo sessi misti, e questo qua è un fatto di rispetto reciproco, perché ci sono tanti di quei titoli che ho bisogno di approfondire. Io sinceramente non ho delle informazioni riguardo a questa iniziativa, non lo smentisce, nel senso, poche parole, potrebbe essere anche vero, però non ho dei dati. L'unica cosa che io la posso confermare, la mixité si chiama anche in francese, di solito ci sono tanti posti da noi dove le donne non devono essere con gli uomini e viceversa. Questo qua noi la vediamo su una forma di rispetto. Per un occidentale, per lui è una cosa scandalosa, del tutto normale. Salvini, ecco, lei ha scritto in uno dei messaggi subito dopo la strage: se massacro di Parigi sarà di matrice islamica, è chiaro che abbiamo il nemico in casa. Che cosa dobbiamo aspettarci ancora allora? Posso dire che nei 10 minuti dell'ospite che ho sentito ho capito poco e niente, e non ho sentito una ferma condanna del fatto che la donna ha lo stesso diritto dell'uomo, che la donna non vale meno dell'uomo, che cambiare religione è un diritto che non merita la pena di morte, che l'omosessualità non merita l'impiccagione. Il problema è questo: io non conosco il signore qui in studio e sarà una splendida persona. Il problema l'ha scritto oggi Vittorio Messori sul Corriere della Sera, o l'ha scritto Angelo Panobianco o Piero Ostellino, quindi non un leghista brutto, cattivo, xenofobo, l'ha scritto dei grandissimi pensatori filosofi cattolici. Esiste l'Islam moderato? O l'infedele infedele? Poi fortunatamente non tutti vanno in giro col fucile, ci mancherebbe altro, ringraziando Dio. Però il problema è che per me, se uno non è cattolico, non è un infedele, non vale meno di me.
Vabbè, crede in un altro Dio, pace e bene fratello. L'Islam nel 2015 per milioni di persone significa che se non sei islamico vali di meno. Se sei una donna vali di meno, se cambi idea sulla religione vali di meno, e questo vale per milioni di persone. E questo è preoccupante, quindi vuol dire che l'Islam non è una religione come le altre, non può essere trattata come le altre, va trattata, approfondita e radiografata con estrema cautela, perché io l'ho sentito una volta da un imam della provincia di Milano, ha detto: guarda, voi siete tolleranti, democratici, diritti, e la piscina e la mensa scolastica, il presepe, quando noi saremo il 51% della popolazione, i diritti li decidiamo noi. Io non voglio che mia figlia arrivi a essere soggetto di questo 51%, visto che l'Islam secondo me è incompatibile se applicato integralmente con i nostri diritti e le nostre libertà. Ancora un attimo, così facciamo intervenire anche gli ospiti in studio. Osama Aziz, consigliere del Partito Democratico, cosa volevi dire? Buonasera a lei e grazie per l'invito, anche buonasera a tutti i vostri telespettatori. Ma io guardi, ho sentito il segretario nazionale della Lega, dottor Matteo Salvini, e onestamente mi trovo d'accordo su un punto, che non mi piaceva neanche a me quella forma di satira che veniva fatta in quel giornale, ma di certo sposo pienamente la sua modo di opporsi a questa forma, non piacergli, quello di non acquistare il giornale, ma non arrivare a atti di violenza. Fin lì siamo d'accordissimo. Non sono d'accordo su tutto il resto, ma cerco di essere molto rapido e veloce, in modo telegrafico. Numero uno, si uccide in nome di malinterpretazione di una religione, come si è fatto parecchi anni fa in nome del cristianesimo. Nessuno di noi ha mai immaginato, io sono musulmano, sono di fede islamica, ma sono laico, sono fortemente e convintamente laico, sono per la separazione tra religione e Stato, sono per la parità tra uomo e donna, sono per la convivenza e il riconoscimento totale per tutti i diritti dell'uomo omosessuale e non sono affatto favorevole a qualsiasi tipo di condanna o di considerare le persone anormali, ma allo stesso tempo, caro Salvini, ti dico questo. Allora, lo stesso giorno che sono successi i fatti di Parigi sono stati uccisi 2500 nigeriani per mano del Boko Haram, ma non si è fatto tanto scalpore quanto sia successo giustamente per la vittima di Parigi, ma non lo trovo giustamente la poca attenzione che è rivolta alle media nei loro confronti perché erano di fede islamica. Allora, se il nemico si chiama fondamentalismo, va condannato senza se e senza ma, senza anche doppio peso e doppia misura per le vittime, perché le vittime sono tutti esseri umani. Io non sono d'accordo per fare una piscina separata per una donna perché non sono d'accordo, provengo da un paese che c'è assolutamente commistione, convivenza tra uomo e donna, parità, studiamo sugli stessi banchi e così come tutte le altre. Lei faceva affermazione prima che a Milano ci sono migliaia di persone che lasciano chiusi in casa la loro moglie senza mandarla a imparare la lingua. Io non so da dove le arrivano questi dati, come ne ha avuto l'informazione e se l'ha andata a visitare Venga ciascuno. A Milano. Prego, mi scusi? Venga a Milano. Ma io guardi, sono stato a Milano. Faccio girare qualche quartiere, San Siro, Baggio. Ma guardi, ho passato a Milano, non mi piace neanche la situazione della stazione centrale di Milano. Io le faccio un invito, segretario. Guardi, davvero, in questa fase storica del nostro paese, aizzare all'odio, colpevolizzare delle comunità, generalizzando, non è questa la strada. Io sono per un controllo massiccio. Io sono per una presa di atto che c'è un fondamentalismo che colpisce i musulmani prima dei cristiani. Io sono per la libertà di espressione, ma sono assolutamente contrario a qualsiasi forma di generalizzazione e di mettere delle etichette a delle persone. Un musulmano, un potenziale terrorista. Non è così e non è per 4 migliaia di voti in più si governa questo paese. C'è una crisi economica che i suoi effetti stava provocando e creando dei disagi sociali. Il linguaggio che viene usato da parte degli esponenti politici deve essere conso e responsabile perché non ne usciremo fuori, dobbiamo uscirne fuori tutti insieme. Salvini, lei può stare ancora 3 minuti al telefono? No. Allora, no, purtroppo no, quali saranno le sue iniziative contro il terrorismo? E poi ci salutiamo. Ma guardi, purtroppo per qualcuno il problema è la Lega e chi denuncia il problema e non il problema.
noi chiederemo la sospensione Qual è la sua di qualsiasi... momento? Prego. Noi chiederemo la sospensione di qualsiasi operazione che porta decine di migliaia di immigrati in Italia che poi scompaiono, come denunciato ieri dal ministro Alfano. Non è normale un paese dove un ministro degli interni dice ma quest'anno sono spariti dai centri di accoglienza 3.700 minori. Non sappiamo chi sono e non sappiamo dove siano. Ora ne bastano 3 su 3.700 di persone pericolose. Quindi sospendere ogni tipo di immigrazione incontrollata, reistituire i controlli ai confini e verificare ogni tipo di presenza islamica riconosciuta o abusiva che sia presente sul territorio nazionale. Riconosciuta e abusiva. Sospendere l'immigrazione. Se arrivano sulla nave e imbarcano vicino alla nostra costiera, cosa facciamo? Giriamo il mitra quello che che fanno gli lasciano altri, quello che fanno tutti gli altri paesi cioè? del mondo, si curano, si soccorrono e si rimandano da dove sono partiti. Perfetto, Non se possiamo provengono da portare territori di l'Africa in guerra, Italia. segretario, No. e quello che lei dimentica, loro vengono da Si territori di guerra, identifichi- l'Iraq c'è una si guerra in corso, in identifichino- Siria, in Libia. Va bene, la sua E- tolleranza la lascio commentare ai telespettatori. Va Sì. bene, vada avanti così che ha ragione lei, vada Ma avanti no, con ci Mare mancherebbe Nostrum altro, che io siamo non ho ragione, neanche lei ha ragione sempre. Bene. Lo decideranno i telespettatori se è il caso di fidarsi di parole come quelle che abbiamo sentito adesso. Vi guardi. saluto e vi abbraccio. Grazie Salvini, Per fortuna grazie che per l'italiano essere non vedranno la intervenuto maggioranza alla quando vanno al trasmissione. voto. Abbiamo parlato di 8 minuti e 40, andiamo in pubblicità tra poco. Eccoci con voi, in sovraimpressione dovrete vedere fra poco il numero di telefono per poter intervenire nella prima parte piuttosto allungata. Avevamo il segretario della Lega Nord Salvini, quindi abbiamo dato spazio a lui, e poi c'è anche un numero in sovraimpressione di un cellulare dove potete mandare i vostri messaggi, firmati possibilmente e anche brevi se possibile. Orioles, e poi andremo dal rappresentante della comunità ebraica. Quanto fa male quanto è accaduto la scorsa settimana? Alcuni musulmani che ho incontrato proprio venerdì e sabato alla manifestazione che avete fatto in piazzale 26 luglio hanno detto sappiamo che chi non è musulmano non ci guarda nella stessa maniera rispetto al giorno prima degli attacchi. Allora, se mi è consentito, vorrei contestualizzare per capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un episodio molto grave di quella che uno studioso, io sono studioso e faccio citazioni, ha definito la battaglia d'Europa. La battaglia d'Europa per i cuori elementi dei musulmani, i quali sono stretti in una morsa. Da un lato c'è le lusinghe dell'integrazione, quindi scegliere di trovare un posto in questa società, in parte anche assimilarsi, acquisire nuovi stili di vita, nuove abitudini, nuove mentalità. E dall'altra parte c'è l'attrazione nei confronti di una ideologia alternativa, radicale, che è appunto l'islamismo, l'islam politico, il fondamentalismo, come lo vogliamo chiamare, e ci sono 20 milioni di persone che sono strette in questa morsa, devono scegliere. E io condivido in parte quello che ha detto Sam, c'è un disagio economico, ci sono delle sofferenze economiche di famiglie, soprattutto immigrate, ma non solo, sottolineiamolo, che incentivano il tradimento, perché questo è un tradimento, perché non dimentichiamo che chi ha compiuto gli assalti alla redazione di Charlie Hebdo, al negozio Kasher di Parigi, sono dei figli dell'Europa, sono persone nate in Europa, cresciute in Europa, sostenute nella loro crescita in Europa, scolarizzate in Europa. Questo tradimento nei confronti di un continente che li ha accolti, allevati, è un grande mistero su cui da tempo molti studiosi, filosofi ci ammoniscono. Io ricordo un saggio ovviamente boicottato di un filosofo conservatore, Roger Scruton, che si diceva, che si chiedeva, dobbiamo spiegare come mai noi europei generiamo figli dell'Occidente che poi si rivoltano contro l'Occidente e desiderano la sua distruzione. Questo è un mistero che
per quanto riguarda persone come me, sociologi, filosofi, richiede di attrezzarci, di studiarlo profondamente per capire soprattutto cosa fare per evitare che si ripetano episodi gravissimi come quelli accaduti a Parigi. E una cosa vorrei dire, io sono uno studioso, cerco di essere obiettivo, avalutativo, di non prendere posizione, però siccome mi sono sentito profondamente offeso da quello che hanno fatto i 3 criminali e pazzi di Parigi, non chiamiamoli musulmani, chiamiamoli criminali, io ho portato questo, per ricordare che i valori che hanno colpito vanno difesi anche individualmente. Una matita è un simbolo pacifico per sperare che l'Europa che stiamo costruendo anche con i cittadini stranieri sia un posto accogliente nei confronti di tutti. Khabib, grazie anche a lei per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Nella seconda parte dell'azione di questo terzetto, ricordiamo i 2 fratelli da una parte e poi l'altro signore nel negozio, l'obiettivo si dice che poteva essere l'asilo ebraico. Perché? È evidente che c'è in tutta quella galassia che compone l'Islam fondamentalista c'è anche l'antisemitismo. Di questo è un problema piuttosto profondo su cui c'è molto da dire, però io vorrei allacciarmi innanzitutto alle prime battute di questa serata, cioè la lettera dell'amico Marco, no? E rassicurare in un certo senso la situazione, tenendo conto che c'è un Islam moderato, un Islam che tende all'integrazione, che accetta i valori occidentali, europei, e che questi io li capisco molto bene quando gli viene chiesto di intervenire, di dissociarsi in qualche modo, perché anche noi ebrei sappiamo molto bene, conosciamo molto bene questa triste storia dell'ebreo discolpati, ebreo fai ammenda, ebreo devi... quindi io capisco benissimo questo atteggiamento. Però il problema non è tanto quella galassia, diciamo, che è composta dagli islamici o musulmani che accettano questi valori, che si integrano, che capiscono i valori della libertà di coscienza, piuttosto è l'Islam fondamentalista, fanatico, violento. E qui effettivamente sono come 2 mondi che quasi non si parlano tra di loro. Secondo me la soluzione dovrebbe essere proprio un po' più alla radice, cioè il mondo islamico moderato dovrebbe combattere, non l'Occidente, ma il mondo islamico moderato dovrebbe combattere in maniera più energica per una grande riforma dell'Islam, cioè per cui Allah, diciamo, si offenderebbe e rimarrebbe molto più offeso e rattristato, diciamo, di versare il sangue in nome suo o del suo profeta, piuttosto che... Però qualcuno potrebbe dire, per le provocazioni di un giornale che voleva fare, insomma, della satira, si è messa veramente... noi vediamo... a repentaglio la vita di milioni di persone. Sì, noi vediamo appunto quello che succede è l'attacco, l'aggressione a un giornale, però c'è qualcosa di più profondo, è l'aggressione alla libertà di coscienza, alla libertà di pensiero. E questo è un problema molto grave nel mondo islamico. Ci sono regimi fondamentalisti come l'Iran, dove appunto, come la Turchia adesso che sta andando su quella strada, prima era più laica, dove appunto si imprigionano le persone che hanno opinioni diverse, si imprigionano le donne che hanno una ciocca di capelli fuori posto, o gli omosessuali che vengono impiccati, come diceva Salvini. Ci sono anche regimi dittatoriali islamiche che però combattono il fondamentalismo, come l'Egitto. Senta, però prima Borawi diceva una cosa giusta, cioè una cosa è un'opinione, l'altra è la provocazione e l'offesa. Ricordo che anche tra il primo... Prego? Vorrei fregare la parola. Non è, l'insulti è una cosa. Questo. Punto. Io non la vedo. Uccidere per gli insulti...
Guardate, Questo che- io ho sentito Cioè, l'onorevole prima, non lo so Uno se alla lo volta, chiesano. facciamo finire il Se Borauli. lo chiamati onorevole, perché io non seguo tanto la politica interna italiana. Salvini, dai, che tanto. Allora, mi ha fatto tanti dei questi. Insomma, prendiamo la libertà dell'espressione, vai, dai, ci buttiamo su questo argomento, perché qua ogni argomento serve una puntata. Con chi dobbiamo incominciare? Con le dittature o con le grandi democrazie che chiudono le bocche agli altri? Allora, parto con un piccolo esempio, giusto entriamo indietro per rinfrescare un po' l'idea alla gente. Parliamo con la libertà di espressione. Noi abbiamo un giornalista del Jazeera che è rimasto 6 anni a Guantanamo accusato di terrorismo, poi adesso lavora al Jazeera, non credo che il Jazeera siano pazzi a riprendere un terrorista. Qual è l'accusa? Nulla. Abbiamo un altro, Taysir Allawi, 6 anni in Spagna, paese democratico, anni di carcere. Quali sono le cause? Le accuse? Nulla. Sta ancora lavorando al Jazeera. È uscito dal carcere con un sacco di malattie. Lei è giornalista prima di me, sono informata. Lei è informata meglio di me. Lei si ricorda la cannonata dell'hotel Palestine a Baghdad in cui il carro armato americano ha sparato un hotel in cui ci sono delle associazioni e esclusivamente giornalisti, di cui è morto un noto giornalista spagnolo. Lei si ricorda che le postazioni del Jazeera in Pakistan, no, in Afghanistan, sono stati bombardati dagli americani e anche in Iraq. Lei si ricorda chi ha fatto tacere la giornalista russa? Lei sa chi ha fatto tacere Iliria Alpi, la nostra connazionale, a cui hanno dedicato un parco qua a Udine? Tutte queste qua. Lei sa perché hanno chiuso il giornale Il Male qua in Italia, che ha incominciato nel 77 e chiuso nell'82? In faccia alla libertà dell'espressione, parliamo della dittatura e così siamo a posto. Se ti chiudono la bocca, sono dittatori. Però quando ci buttiamo sulle persone che pretendono essere grandi democratici, apri la bocca e ti fanno fuori, allora là io non vorrei, perché perciò ho detto Salvini, se ci sono degli argomenti possiamo parlare separatamente, uno a uno. Se vogliamo parlare delle persone che muoiono, io l'ho detto, innanzitutto sono nato di cittadinanza francese, ho vissuto 3 anni come cittadino francese. Se si tratta del lato umano di questo atto criminale, je suis Charlie. Je suis Charlie. Però se si tratta di ideologia, je ne suis pas Charlie. Questo dobbiamo chiarire queste cose, perché io, da musulmano, per me la mia fede è un valore per me. Se tu, nella tua mente, nel nome della libertà, basta vedere quanti denunce ha avuto il giornale, quante manifestazioni. Allora, ha avuto una denuncia dal rettore della moschea di Parigi. Una persona autorevole, molto calma, molto equilibrata, ha fatto una denuncia contro questo giornale. In modo molto... Io direi, e finisco qua, perché qua stiamo mettendo in difficoltà anche i nostri paesi ora. Perché noi saremo adesso ripresi dagli estremisti che dicono volevate dialogare e siete pacifisti e volete essere moderati. Vedi, sono stati andati avanti a pubblicare le vignette. Sempre senza, dico bene, chiudere la bocca alla libertà di espressione. Ma finisco con questa piccola parentesi. La prova, lei lavora nella televisione. Sì. Nella storia non è mai capitato a un giudice, un poliziotto o anche un medico di dire per favore vogliamo un po' di silenzio stampa perché abbiamo delle cose da fare. Questa qua la chiama censura o la chiama senso di responsabilità? Perché lei va a oscurare la faccia dei bambini? Perché hai paura dei bambini? Perché c'è un senso di responsabilità. Certo. Io non sono contro la libera, io sono andato da un paese in cui 100 giornalisti nel mio paese, in Algeria, sono stati trucidati, che non... tutt'altro non si sa, e vengo qua in Italia, dico che non c'è libertà di espressione. Ripeto, c'è differenza fra libertà di espressione e insulto. Qua scrivono, basta buonismo, se vogliono venire qui si adeguino alle nostre regole come noi quando andiamo nei loro paesi. Bisogna limitare l'ingresso in Italia a queste persone con controlli serrati, imitando il modello australiano. Ennio. Vi prego, leggetelo, cari ospiti islamici Aziz, io non sono leghista e le dico che Salvini non aizza nessun odio, ma sta dicendo una verità che la maggior parte del popolo italiano pensa l'Islam moderato
non esiste, tutti i musulmani vogliono conquistare il mondo, c'è chi lo fa con il terrore, c'è come i cosiddetti musulmani moderati con l'invasione pacifica. Bisogna chiudere le frontiere, ridurre il numero di islamici con le quote per ogni Stato europeo, non possono essere più del 10% della popolazione. Questo è il pensiero di una persona che non si firma, vi invito a firmare i vostri SMS, ne stanno arrivando diversi. A tra poco. Eccoci con voi, so che ci sono anche dei telespettatori che fra poco ospiteremo al telefono. Saluto il già sindaco di Azzano Decimo Enzo Bortolotti. Buonasera. Buonasera. Ecco, in virtù di questi 38 minuti, in maniera telegrafica, che idea si è fatto? L'idea che avevo nel 2004 quando ho fatto l'ordinanza anti-burqa, l'idea che ho sempre avuto del fenomeno Islam rispetto al nostro paese Italia e alla nostra Europa, e al fatto che qua stiamo completamente sviando l'argomento, cioè qua si parla di integrazione del mondo islamico in una società, in una cultura come la nostra. Non potrà mai avvenire questo e loro lo sanno benissimo. Io ho partecipato a decine di trasmissioni come questa, i nostri ospiti musulmani sanno benissimo che non potranno mai integrarsi con la nostra cultura, glielo vieta la loro legge. Siccome noi abbiamo in uno Stato come il nostro, uno Stato laico, uno Stato dove noi abbiamo due capi di Stato obiettivamente in Italia in questo momento, uno vabbè si è dimesso oggi, tra virgolette non dico cosa penso perché insomma speriamo che arrivi qualcuno che dia una ventata nuova al ruolo di Presidente della Repubblica, e poi abbiamo il Papa, perché c'è una differenza netta tra legge dello Stato e legge della Chiesa, mentre per l'Islam non è così, esiste la legge della Chiesa appunto. Ora, cosa vuol dire integrarsi in una cultura, in una società? Vuol dire, come hanno fatto migliaia di friulani, di italiani quando sono andati per il mondo a lavorare negli anni 1915-18, dopo la prima guerra mondiale, dove si sono integrati perfettamente, dove parlo dell'America, del Canada, dell'Australia, dell'Argentina, dell'Europa stessa, integrandosi e trovando dei momenti di sviluppo per loro, per le loro famiglie, in un momento in cui l'Italia è in una crisi molto profonda. Non sono mai andati in America dicendo che in America bisogna istituzionalizzare la pizza o bisogna mangiare in maniera diversa o le loro donne devono andare vestite in un modo diverso dalle americane o dalle australiane. Cioè, tu non puoi venire in un paese e pretendere, quando vieni in questo paese, di imporre una cultura che non è la tua. Allora, io dico questo, è inutile che ci giriamo intorno. Ci sono delle cose che non ci appartengono e che non ci potranno mai unire. Possiamo coabitare, possiamo, non dico sopportarci perché è un brutto termine, però deve essere chiaro che se tu vieni a casa mia, tu non fai una piscina per donne, tu non vuoi la mensa perché non mangi carne di maiale, tu non fai girare le tue donne velate perché la tua tradizione è questa. Tu vieni in questo paese e ti integri se vuoi. Se non lo puoi fare, stai a casa tua. Bortolotti. Un momento, io ho ascoltato per 38 minuti tutti senza interrompere, allora pregherei correttamente di fare altrettanto. Grazie. Il problema sostanziale a cui stiamo assistendo oggi, l'argomento principale a cui noi che io sto vedendo in tutti i talk show che ho seguito con attenzione, sapete qual è? E questo va per i telespettatori, è che in questo momento alla sinistra preme più, è più preoccupata del fatto che con quello che sta succedendo sotto gli occhi di tutti, la destra di Le Pen in Francia sta prendendo consensi, la Lega sta prendendo consensi in Italia, piuttosto che focalizzare l'attenzione sul problema vero, che è quello che noi, il fondamentalismo islamico, i terroristi dell'ISIS li abbiamo ormai in casa. E io lo dico oggi, come lo dissi nel 2004, oggi è solo la prosecuzione di un fenomeno che sta andando avanti da anni, ma oggi non è che questo fenomeno, questo dramma che abbiamo vissuto tutti sia la fine di qualcosa, è l'inizio di un qualcosa purtroppo. Questo perché abbiamo permesso l'ingresso in Europa, tra l'altro la stragrande maggioranza è in Italia, di soltanto quest'anno si parla di 140-150 mila clandestini, che vengono in Europa, attraverso ovviamente l'Italia, che è chiaro è un ponte sul Mediterraneo, più facile è, perché l'Italia? Perché l'Italia è il ventre molle della politica europea. Perché non vanno in Spagna? Perché non entrano dalla Grecia? Perché non entrano dalla Danimarca piuttosto che dalla stessa Francia? Perché li respingerebbero. E
quanti di questi 150.000 disperati che sono arrivati, disperati, eccetera, eccetera, aiutati con sangue, sudore e sangue degli italiani, di questi siamo certi che non ci siano terroristi dell'ISIS o cellule silenti? Lasciamolo lì. Assolutamente no, ce ne sono di sicuro, è lì il problema vero. Abbiamo 2 o 3... Pronto? Sì, pronto? Buonasera, come si chiama? Sì, buonasera, sono Sergio. Scusatemi, sono un po' emozionato perché stiamo parlando di una cosa che veramente è molto più grande di me, ma comunque ho visto anche su altri emittenti di queste trasmissioni appunto che si parla dell'Islam. Innanzitutto sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Salvini e Bortolotti, mi pare, no? Che si chiama. Però? Sì, ecco, volevo solo dire questo. Io ho notato che tutti i personaggi musulmani che sono lì in questa trasmissione e hanno altre trasmissioni hanno degli atteggiamenti sempre di sfida, insomma, non c'è nessuna volontà di mediare, di dire sì, ok, forse avete ragione, cercheremo di qua, cercheremo di là, è possibile, non è possibile. Assolutamente, loro sentono, sono lì, calmi, pacifici. E beh, cosa devono fare? No, aspetti, stanno tranquilli, sentono quello che diciamo, che ci scaniamo fra noi, poi intervengono e continuano a battere le loro idee e non c'è niente da fare, insomma. Per me è un atteggiamento un po' sbagliato. Senta, non lo so. Lei è più impaurito o arrabbiato? Io sono 50-50, sinceramente, 50-50. 50-50. Bene. Grazie. Buonasera. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Sì, prego, da dove ci chiama? Abbassi il volume del televisore, signore, se non fa l'effetto... Scusi. Sì. Ci siamo? Sì, ci siamo. Dai, andiamo rapidi perché sennò poi perdiamo... Ecco, volevo dire, sul fatto, innanzitutto su 3 punti, sul fatto di Parigi, ovviamente sono contro questo assassinio di questi delinquenti che io ovviamente non chiamo musulmani, ho degli amici musulmani e non sono assolutamente così, perché bisogna distinguere tra il delinquente e tra il musulmano, tra poi il musulmano moderato e il musulmano fondamentalista. Ma credo, come hanno detto anche in studio, che la libertà di espressione è giusta, bisogna combattere con la penna, non con le armi, però c'è anche la libertà di espressione che bisogna che sia con educazione, con rispetto per le altrui idee. Quindi se si sa che in una religione o in altri fatti ad esempio esprimere con la penna, con delle vignette un profeta, e si sa che nella religione non è ammessa la figura, perché farlo? Secondo me questa qui è una mancanza di rispetto. Poi riguardo Salvini, vabbè, io non sono assolutamente leghista, non sono d'accordo con quelli che i politici che dicono che non aizzano contro, invece aizzano contro, si è visto anche nei fatti di Roma, eccetera. Credo che un'integrazione innanzitutto ci possa essere, solo che ci vuole una volontà di un incontro, un'apertura verso un'altra cultura che può essere anche un grande arricchimento. Certo che se noi pensiamo che impongono, noi secondo me quando vengono qui non impongono niente, non ci hanno imposto il velo, desiderano portare il velo, non vedo perché non lo possono fare. Se vogliono la piscina divisa tra uomini e donne, io lì non ci vado nella mia piscina. Quindi io penso che noi in Italia non siamo preparati, soprattutto qua in Friuli, abbiamo una chiusura mentale. Signora, le ricordo che stasera doveva venire una signora di religione islamica e per essere presente in questi studi doveva chiedere permesso al papà. Noi l'avremmo ospitata volentieri, ma come vede ci sono solo 5 non maschi. Tutti sono, ecco, è questo che mi fa rabbia, che tutti quanti, stasera c'era una signora carinissima, gentilissima, italiana, che mi ha detto che abita a Udine in un posto bellissimo, però purtroppo c'è una moschea, e mi ha detto purtroppo siamo davanti ai talebani. Ma che discorsi sono? Se noi già la pensiamo così, cioè non ci potrà mai essere un'integrazione, siamo
Cioè, un conto loro vengono, ma dobbiamo avere anche un'accoglienza. Poi anche il solito discorso di Salvini e della Lega e di tanti politici: arrivano, dobbiamo rimandarli indietro. Ma li rimando indietro volentieri se cercano lavoro, se vengono qui per altre cose, ma se vengono da paesi dove ci sono guerre, dove c'è... Io vorrei vedere se questi che dicono di rimandarli indietro avessero dei figli che sono violentati, guerre, bambini. Vorrei proprio vedere questo. Signora, si fermi perché se no... Li rimandiamo indietro. Signora, si fermi. No, io vorrei finire il ragionamento perché avete parlato 38 minuti, io credo che sia... però c'era anche Salvini nel mezzo. È vero anche questo, però voglio dire, la signora probabilmente parla di integrazione al contrario, probabilmente lei vuole diventare musulmana. Sì, signora, guardi, mi sta dicendo delle cose che mi fanno accaponare la pelle. Lei mi sta parlando di bambini violentati quando vediamo, cioè è cosa nota che ci sono matrimoni musulmani tra uomini di 35 anni e bambine di 8 anni. Lei sa cos'è l'infibulazione, signora? Lei sa cosa vuol dire mettere il burqa? È inutile che il nostro... Allora, il signore qua alla mia sinistra, che ovviamente... Ora la salutiamo, però arrivederla signora, non mi mancherà. Che il signore qua alla sinistra, l'esponente del PD, mi sembra di aver capito, no? Allora, volevo solo dire questo. Quando io nel 2004 feci l'ordinanza anti-burqa, non la feci così perché mi ero svegliato una mattina impazzito, perché era una questione culturale di dare un segnale di dire: a casa nostra, se vuoi venire, devi venire rispettando certe regole. No, da noi in Italia non si può girare col volto travisato, tu col burqa non giri. Circa 8 mesi dopo varie diatribe, annullamenti del prefetto, TAR, insomma, venne fatto il primo verbale della polizia municipale a una donna col burqa, il classico burqa, non quello afghano, il niqab, non il burqa afghano che ha la retina azzurra, cioè quello proprio con gli occhi solo fuori. Che poi non è vero, come si legge su certa stampa, che non ce ne sono in Europa, basta andare in certi mercati, anche della vicina Austria, io parlo di certi centri commerciali vicina Austria, dove io in una mattina ho visto 12 donne col burqa, mentre i mariti in scarpe da ginnastica, vestiti da Armani, loro con sti baracasti, ste robe nere, che insomma fanno anche cioè in mezzo a un contesto completamente diverso, fanno una certa impressione obiettivamente, perché c'erano dei bambini che li guardavano spaventati, i mariti erano vestiti molto elegantemente, sportivamente, con borse piene di acquisti. Ma quello che volevo dire, sapete cosa successe? Lo dico per i telespettatori che ascoltano: quando io ho fatto l'ordinanza anti-burqa, chi ha difeso e pagato le spese legali della signora che venne multata, non da me, dalla polizia municipale, le pagarono un certo presidente della regione che si chiamava Riccardo Illi, con un assessore alla pace che si chiamava Antonaz, con la sinistra friulana. Cioè, praticamente cosa successe? Un sindaco mette in pratica delle norme di sicurezza del proprio paese e le spese legali per chi ha infranto le norme vengono pagate dall'istituto superiore che è la regione. Questo per darvi l'idea in che paese viviamo. Allora, andiamo a chiudere, andiamo in pubblicità prima, però mi viene male quando sento che gli estremisti islamici uccidono le persone perché interpretano male il Corano. Cos'è un foglietto di istruzioni per un mobile? Che razza di spiegazione è? Allora, ci vediamo tra poco e vedo che ci sono diverse persone che vogliono intervenire, tra poco. Ancora dei messaggi: io non sono Charlie, tutti a difendere la libertà di stampa, ma se domani la Padani esce con una vignetta dicendo e gli immigrati sono puntini puntini, la difendono o la condannano tale libertà? Orioles. Beh, io vorrei, spezzare una lancia in favore della libertà di espressione ad ogni costo, nel senso che qui prescindiamo da un dato fondamentale: la storia dell'Europa e il cammino faticoso, difficile, sanguinoso del sistema democratico, dei principi liberali. Il loro successo, il loro trionfo, che spero definitivo e irreversibile, è avvenuto attraverso anche le campagne di stampa contro l'oscurantismo, contro l'assolutismo. Se noi pensiamo adesso che per non irritare le sensibilità che io capisco di determinate culture, di determinate religioni, vogliamo rinunciare a un cardine della nostra civilizzazione, io credo che ci sia un problema. Per carità, capisco che qualcuno, cito il New York Times, che definisce le vignette un insulto gratuito. Capisco anche chi dice, il Financial Times, che queste vignette sono stupide. Però io credo, mi trovo costretto ad essere d'accordo con Salvini, che dice
la reazione contro cose che non ci piacciono qual è? Girare le spalle, non comprare il giornale. E oggi ho letto l'intervento di un imam londinese che dice che il numero uscito oggi di Charlie Hebdo, dopo la decimazione della sua redazione, è un atto di guerra. Davvero una matita può provocare un conflitto contro 1.700.000.000 di persone? Cerchiamo di riflettere su questo e dico l'ultima cosa. Inquadriamo bene quello che è successo, perché è successa una cosa molto grave a Parigi, è mancata una figura importante, Obama. Obama ha scelto di non venire e poi si è pentito, perché Obama ha dei problemi personali, politici, nel senso che lui si rifiuta di considerare una realtà amara, cioè che l'America, l'Occidente, gli stessi musulmani, la maggioranza dei musulmani di tutto il mondo sono in guerra contro chi? Contro una visione fanatica, oscurantista, estremistica dell'Islam. Allora, cosa dobbiamo fare? Non noi, ma i musulmani hanno un dovere. E qual è il dovere? Non lo dico io, ma lo dice il presidente egiziano al-Sisi, che ha fatto due cose rivoluzionarie in questi ultimi giorni. È andato, primo presidente della storia egiziana, ha partecipato alla messa di Natale della Chiesa copta, ha lanciato un messaggio eccezionale. E seconda cosa che ha fatto è andato ad Al-Azhar, la grande istituzione religiosa, il punto di riferimento della dottrina islamica nel mondo. È andato davanti a un pubblico di imam, di ulema, di figure religiose a dire parole chiarissime: l'Islam ha bisogno di una riforma in senso illuminato, ha usato questa espressione, illuminato, non ha scelto a caso questa. Parlava anche prima Khabib della riforma, però Osam, rapido. Ma rapidissimo, se vuoi anche si ritiene risparmia anche l'intervento, nel senso, ma non nel senso polemico. Asciuga. No, davvero, lascio lo spazio agli altri, insomma. Commento su una roba, sono d'accordissimo con ciò che diceva Marco prima, che è in atto una guerra, è tutta interna al mondo islamico, è tutta interna a un'interpretazione integralista ad uso e consumo di alcuni individui, diciamo così, criminali, per giustificare di impadronirsi delle risorse petrolifere, ma basta vedere quello che sta avvenendo in Iraq e vedere in Siria. E l'ISIS nacque dove ci sono la risorsa petrolifera, da dove arrivano tutti i soldi? Le arriva perché riescono a vendere al mercato nero questo petrolio. E adesso c'è uno scontro tra l'ISIS, diciamo così, dell'Iraq contro quello della Siria, perché non riescono, pretendono maggior trasferimento dei soldi. Voglio dire questo, è ovvio che il messaggio lanciato dal presidente egiziano attuale, che cerca di acquisire una verginità, perché io sono di origine egiziana, sono italo-egiziano, so quello che è accaduto in Egitto, però attenzione, è l'Occidente e noi europei, perché io mi considero italiano e mi considero anche europeo. Noi dobbiamo decidere di che parte vogliamo stare assieme alla democrazia e di fianco alla democrazia. Allora quanto costa la democrazia? Dobbiamo accettare quando ci sono dei regimi a noi ostili, ma al tempo stesso sono stati eletti democraticamente. Io non giustifico, non ho mai sono stato a favore ai fratelli musulmani e li ho sempre combattuto quando ero in Egitto, li ho sempre combattuti quando consideravano il mio lavoro nel settore turistico essere blasfemo, essere miscredente. Allora io con questa gente ho fatto la mia battaglia, ma dobbiamo decidere se oggi, gli amici di oggi, domani mattina li troviamo nemici, perché basta vedere quello che è successo in Afghanistan, basta vedere quello che è successo in Iraq contro l'Iran con Saddam Hussein e dopo Saddam Hussein è diventato nemico. Decidiamo una volta per tutte, noi occidentali, di che parte vogliamo stare. Dobbiamo stare vicino a coloro che ritengano che l'Islam, manomesso da alcuni fanatici a fini propri economici, che siano quelli che sono diventati musulmani. Io non devo discolparmi di nulla, come diceva il professor Khalil. Io non ho ucciso nessun Charlie, non sono giornalista e sono al loro fianco, ma non mi sento assolutamente né colpevole né tantomeno, diciamo, solidarizzo nei confronti di un padre che impedisce alla figlia di uscire di casa per venire alla trasmissione. Ci mancherebbe altro, e sbaglia. Ma quanti italianissimi picchiano le loro figlie? Abbiamo assistito all'attentato che è successo lì e il presunto, per fortuna, è stato scardinato, che dovevano colpire la scuola ebraica in Francia. Hanno colpito 2 mesi fa una scuola militare frequentata da figli di eserciti e di ufficiali pakistani, e non ho visto tutto questo scalpore. Allora,
è una guerra interna contro l'Islam, una interpretazione, diciamo così, fondamentalista contro la stragrande maggioranza dei musulmani, perché per altri motivi. Bouraoui, posso chiedere cosa ha pensato quando ha avuto la notizia di quello che stava accadendo a Parigi la scorsa settimana, il suo primo pensiero? Guarda, il primo pensiero mio innanzitutto non imbocco facilmente, diciamo, delle informazioni, io non sono un grande esperto, però direi abbiamo visto delle persone vestite proprio da forze, diciamo, speciali. Queste persone, questa è la mia prima impressione e analisi, se sono dei fanatici islamici come dicono, 100% dicono sono loro, vado veloce, questo qua almeno un incoerente specialista, un 007 può correggermi. 2 persone, io ho fatto anche il militare, ho sparato con il Kalashnikov, so cos'è, ho fatto perché abbiamo la leva obbligatoria, ho fatto 2 anni di leve, 15 colpi del vetro, 30 cm quadri, non sgarra nessuna pallottola. E questa qua è una cosa incredibile. Delle persone lucide si ricordano di mettersi le scarpe e gridano, chiudono le porte delle macchine come vogliono, tranquillissimo, vanno via. Addirittura hanno preso un'altra macchina che gli hanno fatto scendere l'autista, gentilmente. L'autista sa cosa ha detto? Scusate ragazzi, ho dimenticato il mio cane. Ah sì, il cane adesso che è considerato un eccesso dell'Islam, oh sì, prenda il suo cane. E poi dopo, questi grandi specialisti si dimenticano la fotocopia della carta d'identità nella macchina. A dire alla polizia, guarda, noi abbiamo fatto questa cosa aberrante, ci vediamo dopo a casa nostra, ecco qua il nostro numero civico. Perciò ci sono tanti di questi punti interrogativi. Questa non è stata la mia televisione che ha mostrato questo. Per quanto riguarda l'ordinanza che ha fatto, riguarda la burqa, Bortolotti? Sì, io l'ho detto sempre in moschea, ragazzi, mia madre la portava. Io l'avrei sconsigliata a mia madre se facesse una visita in Francia del mio fratello. Dico, mamma, per favore, vuoi mettere un velo normale? Lasciamo perdere, perché mamma la portava. Abbiamo una nostra burqa, si chiama Sefseri, nella parte, diciamo, del Nord Africa, Algeria, Tunisia, ma la roba burqa e non burqa, un'identità di una persona deve essere chiara. Mi correggono i specialisti dell'Islam, parla del velo islamico, la faccia deve essere scoperta di mani e piedi, questa cosa non deve essere tanto colorato, non tanto stretto, non deve essere trascinato per terra e non deve fare vedere le parti intime, questo qua è il velo islamico. Ora, la burqa è un altro conto. Se qualcuno mi dice qua, vengo qua ad imporre, l'unica cosa che io ho sempre rimproverato ai nostri amici della Lega, non si sono mai preso l'iniziativa di mimetizzarsi 30 secondi nella nostra posizione, nel nostro posto. Girati un po' un ruolo, mettiti soltanto un minuto, non di più. Io quando vedo Paul Bremer, non lo so se lui si ricorda, Paul Bremer è diventato il presidente dell'Iraq. Allora io mi lamento di qualcuno che viene qua e mi dice fammi la piscina e non mi lamento di Paul Bremer, americano, non lo so da quale stato, è diventato il presidente dell'Iraq e le ha fatto addirittura una costituzione. Cioè, allora dobbiamo vedere un po' le cose, se dobbiamo parlare in senso unico è un conto, se dobbiamo vedere... Io non vorrei tirare fuori. Sai cosa ha detto un onorevole alla televisione? Che non vorrei tirare fuori, mi fa per piacere finire questo. Addirittura ha sgridato come fosse uno a capo di un'armata, questa è una guerra contro i cristiani, i giudei. Va bene, ok. Poi dopo gli hanno parlato dell'Iraq, era un sbaglio. Ecco, Bush ha sbagliato una frittata. Allora, Rumsfeld, Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice, Colin Powell, tutti quanti si sono messi d'accordo, l'Iraq ha l'arma di distruzione di massa e anche collaborato con Bin Laden a fare, come dice uno dell'estrema sinistra, amico di un leghista. Saddam va d'accordo con Bin Laden, ma questo qua neanche Hollywood l'accetta per mettere nei cartoni animati questa storia. Adesso, quello che risulta, hanno trovato queste bombe atomiche, dove le hanno portate? L'hanno trovate in Iraq? Non mi risulta. Hanno trovato l'arma chimica? Non li hanno trovati. Saddam ha un legame con l'11 settembre? No. Allora hanno ucciso circa 1 milione di persone, 3 milioni sfollati, paesi mandato nel Medioevo, diviso adesso cristiani, musulmani, sunniti, sciiti, yazidi, turkman, curdi. Adesso si godono la democrazia di Bush, ma che bella democrazia e che bello scenario. Adesso vai a parlare con un estremista e te lo guarda che è un occidentale e è bravo, e cosa mi dicono? Mi fa una paccata sulle spalle, guarda, ti ho ucciso la moglie, i bambini, ti ho rovinato. E hanno lasciato anche tanti di quel paese con, come si chiama, incontaminato, con delle armi che andranno via fra 20.000 e 25.000 anni.
E poi dopo uno dice guarda che tu vieni a invadermi, ma guardiamoci un po' le spalle e vediamo un po' la storia, vai. Bortolotti. È il solito spostare l'argomento. Adesso la colpa non è di questi che hanno ammazzato 20 persone, è di Bush. No, sono assassini, sono assassini questi. Il problema sostanzialmente sono è assassini. un altro. Il problema è un altro. Qua si parla di integrazione del mondo musulmano nella nostra realtà culturale italiana ed europea. È impossibile, bisogna partire da questo presupposto, perché è inutile che... Allora, vi faccio 3 rapide, volete una risposta sì o no? È vero che nella vostra religione mentire a un infedele non è un reato? Mentire. Mentire a un infedele è un peccato. Tu sai, non è un peccato. È un peccato. No. Allora, perché io sono un infedele rispetto alla religione musulmana? No, io posso sposare non ti chiamano infedele, no, ti chiamano gente del libero. Sì, appunto. Io non posso sposare una musulmana? No. Tu sì? Una italiana? Dipende come italiano. Dai, lo sai benissimo. No, ma dipende. Tu sai benissimo quello che ti sto chiedendo, sai benissimo e stai cercando di sviare il discorso, come hanno fatto decine di imam in dibattiti in cui ho partecipato io. Voi sapete, voi potete sposare le cristiane, noi non possiamo sposare le musulmane. Tu se menti a me che sono un infedele per la tua religione, non è un reato. No, io voi sapete benissimo di cosa tu sai benissimo in questo momento devi cercare di sviare l'argomento. Perché non è difendibile. Non vorrei sviare. Io però ti ho ascoltato in silenzio. Allora, fai la persona educata e ascolta me. No, sono molto educato ma su questo. Sì, ma sono convinto. Il basso profilo deve essere così. Guarda, per poter fare io se non allora sono mi lasci buttato, finire, educato per favore. Allora, tu devi metterti in testa una cosa molto chiara, che se vuoi vivere nella nostra cultura devi rispettare le nostre tradizioni, la nostra religione e il nostro modo di vivere. Se vuoi vivere così vuol dire che ti vuoi integrare, altrimenti è un'altra cosa. Ha ragione Salvini. Salvini ha detto una cosa che pensano milioni di italiani. Tu vai in un bar, vai in una casa privata, vai in una cena, parla con la gente della strada, dicono tutti la stessa cosa, con una differenza, che io ho il coraggio di dirlo in televisione davanti a decine e centinaia di persone e tanti altri non hanno il coraggio di dirlo. Siamo vigliacchi, non riusciamo a dirlo. Voi non potete dire quello che sto dicendo perché siete contrari. Allora lei mi ha fatto un elenco di domande, lei mi ha fatto un elenco di domande, le faccio Voi che ti parli di Sanà, cui padre ha staccato la testa, che abitava nel mio comune solo perché si era unita con un italiano, voi che parliamo anche di questo? Guarda, io lo faccio voi con me, cascate male, ve lo dico io. Posso fare 3 domande? Le può anche notare. Perché abbiamo 2 persone al telefono. Allora, ci sono 3 cose soltanto se riesce lui a definire, poi ci sono altre più preparati di noi. Non sono musulmano, ma non sono mica se riesco, credo che non mi devo. Ci sono 3 parole che io ho detto sempre, che ci sono gente che giocano tanto sulle parole. Vogliamo una definizione chiara di cosa vuol dire integrazione, cosa vuol dire libertà di espressione, cosa vuol dire terrorismo. Io vorrei vedere... Da me? No, non da lei. Io ho chiesto anche a un insegnante universitario. Quando vedo, io questo qua le posso divenire con qualsiasi aggettivo che vuoi. Assassini, quando viene della parola, quando arriva la parola di terrorismo, io già sono da anni che chiedo la definizione di questa parola, mi piacerebbe vederla. Allora, abbiate pazienza. Pronto? Sì, pronto? Sia rapido, dove ci chiama? Sì, da Mortalia, da Lestizza. Prego. Sì, buonasera. Sera. Volevo solo fare un intervento cominciando dal presupposto che bisogna avere rispetto di tutti, non si può offendere nessuno né per religione né per cultura né per niente. Però dico anche che sono d'accordo col signor Bortolotti perché non so se sia possibile un'integrazione fra culture diverse, sistemi di vita diversi, il modo di pensare diverso e tutto quant'altro. Perfetto, grazie. Niente, salve, buonasera. Buonasera. Pronto? Buonasera. Prego, da dove ci chiama? Da Marconna, mi chiamo Bruno. Da dove, scusi? Marconna, in provincia di Venezia. Prego. Volevo dire 2 cose velocissime. Una, secondo me questo Stato non è assolutamente in grado di difenderci da chi che sia, perché è evidente, io qua dove sono vicino al centro, ci sono continuamente furti negli appartamenti, ma cioè, tipo una sera su una via, la sera dopo sull'altra, e non si riesce a fare niente nonostante ci sia la caserma dei carabinieri che poveracci cercano di fare il loro lavoro, ma sono molto limitati perché hanno, insomma, adesso volevano anche ridurre le spese per la sicurezza nostra, quindi immaginiamoci, io ho subito nel garage
3 furti in 10 anni, cioè voglio dire, mi sembra una roba assurda, e ho la stazione dei carabinieri a 200 metri. Ecco, poi oltre a questo volevo chiedere ai signori che sono là, che sono di religione musulmana, se è vero che per diventare adulti c'è una cerimonia in cui bisogna sgozzare un animale, e anche per il fatto della carne all'halal, che qua in Italia è stata concessa la macellazione con questo sistema, mentre invece in Italia noi utilizzavamo il cattivo per non fare soffrire gli animali. Benissimo. Invece adesso vengono sgozzati anche qua in Italia. Guardi, questo non mi sembra un sistema di integrarsi. Le diamo una risposta. Mi sembra un sistema di lasciare fare a chi viene tutto ciò che vuole. Ottimo. Anche contrario alle nostre... Ottimo, sia breve che così poi adesso andiamo in pubblicità. Integrazione è possibile in quanto significherebbe palesemente l'annullamento di una cultura, ma essendoci una differenza abnorme tra la nostra e quella islamica, come trovare convergenza? Può esistere una convivenza, ma solo se le regole le facciamo noi e loro le accettano, ma questo non sta più accadendo. Loro vogliono le loro regole. Paolo da Udine. Vorrei chiedere al rappresentante dell'Islam in studio perché non scendono in piazza a manifestare contro il terrorismo. Non mi sembrano mai non mi sembrano mai prendere una posizione dura contro il terrorismo. Alessandro da Tolmezzo. Sabato c'è stata una manifestazione della comunità islamica in piazza 26 luglio, ma ci sono state anche delle manifestazioni a Pordenone con delle polemiche con quell'assessore, come ben sapete, che è stato criticato perché aveva messo, l'assessore Donna aveva messo il velo durante l'incontro proprio con la comunità islamica. In tutto il mondo si è manifestato, anche in Friuli. Ci vediamo tra poco. Con voi la satira è necessaria, destabilizza. Di fronte a questa destabilizzazione possiamo trincerarci, difendere i nostri giudizi o pregiudizi, oppure servirci dell'intelligenza di cui dovremmo essere dotati e chiederci perché mi destabilizza. Insomma, un atto intellettuale. Il punto è, come dice Eco, che il riso distoglie il villano dalla paura, il cui nome vero è timor di Dio. Senza paura non ci sarebbe più Dio, senza Dio non più religione. Khabib? Sì, io vorrei dire questo concetto, diciamo. Noi applichiamo come occidentali degli schemi mentali di giudizio che dovremmo un momentino lasciare da parte quando andiamo a giudicare una realtà diversa, con un'altra storia, un'altra cultura. Allora, noi tolleriamo, e qui vorrei rispondere a quella signora che ha telefonato prima, noi certamente che tolleriamo quelle che possono essere le tradizioni, che sono le tradizioni di culture diverse, di religioni diverse, per cui non vedo questo scandalo se la comunità islamica ritiene che c'è la piscina per uomini e per donne. Cioè, è un fatto interno loro. Magari è più problematico il caso di una che si copre completamente il viso col burqa, eccetera. Ma il problema è distinguere... Dice, un momento. Uno dice, quando, come ha citato prima, quando c'è un padre che uccide la figlia perché esce con un cristiano, allora lì che la società non è più un fatto di tradizione, è un fatto di violenza che bisogna intervenire. Vabbè, allora, noi occidentali siamo abituati alla satira che arriva a qualunque livello e quindi facciamo le vignette offensive, eccetera. Allora, si può non comprare il giornale, ma non è l'unica soluzione. Si può fare una denuncia, va bene, alla magistratura, ma mai uccidere delle persone. Questo io non l'ho ancora sentito ben chiaro, sempre tenendo conto che non voglio, non chiedo e non voglio mettere a disagio la comunità islamica che dice ma come noi dobbiamo discolparci da un crimine commesso, e l'hanno già detto. Però c'è sempre una coda del discorso, però quelle vignette potevano risparmiarle, no, non dovevano risparmiarle. Le vignette sono, come diceva Marco, le vignette sono il progresso di una società. Senta però, Scusa, posso un inciso? Sì. Il primo 2 novembre 2011 la sede del giornale era stata già distrutta con lancio di bombe Molotov, insomma c'erano già state delle insofferenze. Loro hanno rialzato la testa e hanno continuato. Sì, voglio dire, siamo passati dalle Molotov ai Kalashnikov, ma questi hanno continuato a bersagliare gli islamici per anni. Ma non gli islamici, a bersagliare un dio, Maometto, sì. Ma no, la storia ebraica... Dio, Maometto è un'altra cosa. Ma la differenza è sostanziale, scusate. La storia ebraica è fatta di queste cose. Gli ebrei hanno sofferto più di tutti per le vignette,
per le caricature piene di pregiudizi, Sì, ma il nasone, ma gli non ha mai zoccoli. ammazzato nessuno per Però non questo. hanno mai Allora, ammazzato scusatemi, nessuno. vi ricordate quando si insediò, tanto per dire, prima di tutto volevo dire al rappresentante della comunità ebraica che non sono d'accordo con l'affermazione che ha fatto sul fatto che è una questione di violenza quando il padre ha praticamente decapitato la figlia, che tra l'altro io conoscevo personalmente perché era, oltre di essere del mio comune, era della mia frazione, e tra l'altro lavorava in un locale che era sotto la sede provinciale della Lega di Pordenone, quindi la vedevamo tutti i giorni. Questa ragazza è stata uccisa dal padre perché era andata a vivere con un cristiano, con un italiano e cristiano. Sì, non è questione di violenza, è questione di intolleranza religiosa. Certo, Punto. no, violenza. Seconda cosa, io parlavo all'interno della cornice islamica. Quando qualcuno chiamò il pastore tedesco Papa Ratzinger, ve lo ricordate? Abbiamo mica presumito e siamo andati a sparare a qualcun altro? Cioè qui è una questione per cui io vi sto dicendo e ve lo continuo a ribadire e spero che gli ascoltatori capiscano in maniera molto chiara quello che sto dicendo. Qua c'è qualcuno che in nome di una religione si permette di ammazzare 20 persone. Chiaro, non è il signore che ho alla mia destra o il signore alla mia sinistra, spero proprio di no, ma quindi voglio dire, se no sarei un uomo morto, ma intendo dire, è inutile che ci giriamo intorno, è in realtà uno è inutile che facciamo finta di dire ma se vogliono la piscina per le donne che la facciano, non è vero, a casa nostra si fanno il bagno al mare, lo fanno uomini, io ho avuto un messaggio su WhatsApp, mi ha mandato un messaggio una persona dicendo ma sindaco, mi chiamano ancora sindaco anche se non sono più da 3 anni, ma è possibile una cosa del genere? Hanno fotografato al mare, mi sembra a Jesolo, 2 donne musulmane che facevano il bagno vestite completamente, ma scusatemi, voglio dire, poi qualcuno tira fuori le crociate, vabbè forse ai tempi delle crociate poteva anche starci, ma siamo nel 2015, credo l'uomo è andato sulla Luna, forse se serve, magari forse non è vero perché gli americani hanno mentito anche sull'atterraggio sulla Luna, perché sentendo, allora dico, qui è una questione, è uno scontro epocale tra 2 culture che possono, io dico, coabitare, ma la coabitazione e la tolleranza reciproca avverrà solo nel momento in cui questo Stato italiano e questa Europa tirerà fuori le palle, cosa che non ha, e farà rispettare le norme e le leggi. A questo punto i musulmani capiranno che se vogliono vivere qui rispettano le nostre leggi, le nostre norme, i nostri costumi, e a questo punto si potrà cominciare a parlare di coabitazione. Diciamo che sono sostanzialmente d'accordo. Altro? Sono sostanzialmente d'accordo. Ci sono tante cose di... Allora, innanzitutto, per quanto riguarda l'Islam qua non riconosciuto, non è riconosciuto in Italia, cioè in modo... Cioè, chiaro, già il fatto che io vengo qua, discuto e cerco di spiegare certe cose, evidentemente senza dare nessuna giustificazione alla violenza. Noi addirittura, giusto per ricordare all'amico, che siamo stati fra i primi, se vi ricordate, vi tiro sempre dietro, le statue buddiste, se non sbaglio, che sono state fatte esplodere dai talebani in Afghanistan. Gran parte del mondo musulmano ha reagito in modo molto molto duro contro i talebani. Allora voi pensate che noi non dobbiamo reagire per questi 10 o 15 anni? Abbiamo fatto una reazione riguardo alle statue. Abbiamo detto, prima parte un pezzo della storia dell'Afghanistan. 2, avete ferito l'anima di queste persone che ci credono. E sul punto di vista archeologico abbiamo detto avete distrutto un patrimonio dell'umanità. Cosa hanno risposto i talebani? Io ve lo dico, all'inizio quando la gente veniva per visitare sul punto di vista turistico, li abbiamo lasciati fare. Quando hanno cominciato a sgozzare gli animali, a fare delle feste e adorarli come fossero Dio, li abbiamo fatto saltare in aria. E noi siamo delle persone che crediamo in Dio, non li crediamo nelle statue. Questa era la loro risposta. Fanatica o meno, questa era la loro risposta. Vediamo da casa un attimo e poi andiamo da Osan, promesso. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera, vorrei dire una mia opinione sull'immigrazione. Prego. Io parlo da Pordenone. Sì. Ecco, molto semplicemente l'immigrazione che fa tanto discutere in Italia, andiamo a prendere, no. Mi augurerei e propongo che sia regolamentata come si regolamenta in Svizzera, nelle confederazioni elvetiche da 100 anni a questa parte. Cioè? Dove, la loro regolamentazione, come quando pochi anni fa i nostri friulani andavano a vivere e a lavorare in Svizzera, se avevano un documento e un contratto di lavoro potevano lavorare, quando il contratto di lavoro per esempio scadeva tornavano indietro. La loro regolamentazione
l'immigrazione è da 100 anni a questa parte. Ho capito, bene. E va benissimo, e tutta l'Europa si inchina davanti alla democrazia delle confederazioni elvetiche. Noi in Italia, purtroppo quelli che i nostri grandi politici fanno una gran confusione. Quindi direi e mi propongo che si adotti tutte le regole con i relativi referendum che fanno molto spesso sulla immigrazione. Ottimo, dai che sennò diamo spazio anche agli altri telespettatori, così continuiamo. Pronto? Pronto, buonasera. Prego, da dove ci chiama? Io vi chiamo da Trieste, ma in realtà sono una persona che il Friuli Venezia Giulia lo vive un po' in maniera completa, perché visito molto le città, tra Trieste, Gorizia, Udine, Treviso, Pordenone. Andiamo alla domanda. Sì, la domanda è questa: per quale motivo le persone di origine musulmana, quando vengono nel nostro paese, non debbono sottostare alle regole del nostro paese, ma bensì vivono con delle regole totalmente loro, senza rispettare il bene comune, senza rispettare il quieto vivere comune, cioè senza rispettare il codice civile e il codice penale che noi in Italia abbiamo? Questa è la domanda, cioè rendiamoci conto che quando queste persone vengono devono rispettare queste regole. Noi quando andiamo in un paese estero le rispettiamo? Sì, bene. E allora dunque deve essere fatta la stessa identica cosa. Perché io se vado in una moschea devo rispettare il diktat delle moschee, non vado come mi pare piace. Ma Benissimo. Allora le facciamo rispondere da Osama Aziz, perché sennò andiamo troppo lunghi. Intanto trasmissione coraggiosa e plauso a Telefriuli. Innanzitutto no alla violenza, la satira ovunque deve colpire gli uomini, non i simboli. L'imam in Italia che istiga alle guerre di religione va colpito con la penna naturalmente, così come il cardinale che vive in un attico di 700 metri quadrati. Chi dirigente ateo toglie i crocifissi dalle scuole, non consente di celebrare una liturgia cattolica durante l'orario scolastico deve essere soggetto a dure critiche, tanto quanto chi pretende di far indossare alle donne il velo islamico in pubblico. Nella civile Europa concediamo di più rispetto ai paesi islamici, ben venga. Meglio l'intelligenza laica che il buio di qualsiasi religione. Luciano. Osam? Mi complimento con il signor Luciano e vado a flash per ciò che ho sentito prima. Numero uno, il professor Capip diceva prima, ricordava gli anni passati quando gli ebrei venivano presi di mira con forma satirica al naso. Ma la storia, per fortuna, noi siamo esseri umani intelligenti perché impariamo da ciò che è accaduto nel passato per non ripeterlo nel futuro. Allora, la comunità ebraica negli anni 40 fu vittima, anche all'inizio degli anni 30, di una campagna massiccia denigrativa con delle forme satiriche. E abbiamo visto il risultato, il nazismo, il fascismo, la legge razziale, perché individuare una comunità, diciamo così, denigrarla, poi irriderla per arrivare dopo a colpirla con delle leggi restrittive e xenofoba, abbiamo visto, e la storia ci ha insegnato, con il forno crematori, che è una pagina orrenda della storia. Temo purtroppo che stiamo andando senza aver imparato nulla del passato. Allora, il giornale satirico ha fatto delle vignette e io credo che la reazione abbia fatto un grande favore a quelle che hanno fatto le vignette perché hanno avuto un risalto mediatico strepitoso. Ma io condanno fermamente questo atto di terrorismo, ma come condanno qualsiasi atto di violenza. Detto questo, a chiara lettera a tutti, però caro Bortolotti, io vado velocemente e le dico, vuoi rivendicare la radice cristiana dell'Europa? Ben venga, sono il primo a essere a tuo fianco, perché io per completare la mia fede devo anche credere in Gesù e in Mosè. Ma per cortesia, siete cristiani ogni giorno, non a giorni alterni, perché non puoi pretendere di mettere il crocifisso nell'aula scolastica, poi il giorno dopo gli attentati, a chiedere la pena capitale, perché sono contraddittorie. Il cristianesimo parla di accoglienza e ospitalità e fratellanza. Voi rivendicate delle cose quando vi vanno comodo. Allora, io non ho detto, è un dato di fatto che c'è l'integrazione, che le voglia lei lega o meno, le sta avvenendo nella scuola. Lei ha citato prima l'esempio della ragazza sgozzata dal padre, giustamente, lei le rivendica come un atto di crudeltà. Sono d'accordo, ma era musulmana la ragazza o era cristiana? Era musulmana, perfetto. Quindi era musulmana, stata vittima da mano del padre deficiente musulmano. Ma perché
Non dico perché era Non è un musulmano, perché è reato, deficiente, perché era reato, perché è un atto di violenza che va condannato senza se o senza ma restringere l'essere umano, una persona, soltanto metterlo nell'angolo perché l'etichetta religiosa che ha è troppo comodo. Bene. Io sono musulmano, ma sono anche un lavoratore, ma sono anche una persona che per cui pensiera. l'ha ammazzata la figlia. Ma che lui è ignorante che non ha accettato. Non è ignorante, lui l'ha ammazzata per motivi religiosi. Ma, Questa è la differenza. ma professore, non si uccide scusami, per motivi. non Lui è- si è fatto arrestare tranquillo. non era l'imam della comunità islamica di Udine, era una persona, immagino, il Ma suo lui livello si è culturale. fatto Mi arrestare. faccia la cortesia, io non ho interrotto nessuno, sono molto, diciamo così, calmo, ho ascoltato tutti, ma le dico in estrema sincerità, per cortesia prendiamo i fatti di cronaca per quello che sono. Prendiamo e rispettiamo la legge, le diceva il Signore, pretendeva prima. Sono d'accordissimo. A noi manca in Italia, sapete che cosa manca? La certezza della pena. Perché quando il cittadino sa che un individuo delinquente, perché è l'unica razza che esiste sulla faccia della terra, quando sono delinquenti, la brava persona e la cattiva persona. Ok. La certezza della pena io sono d'accordo, mi per dire il la resto parola non ne frega niente. Guarda, dopo la pubblicità, 4 minuti fuori siamo. Giusto due. Eccoci con l'ultima parte di questo speciale. C'è un SMS che scrive un telespettatore: possiamo fare una chiesa nei paesi islamici? Borawi? Le rispondo io. No, Sì, Borawi signore. però, aspetta, perché Sì, sennò... non in tutti, rispondo io, non in tutti. Non in tutti. Non in tutti, lo sa benissimo, lo sa benissimo. Non in tutti, dai, insomma. In Italia Allora, le se moschee... la domanda è rivolta a lui. No, prego. Dai, Borawi. Rispondi tu, Dai. la tiravi un po' lunga. Allora. No, io sinceramente, le chiese ci sono, perché sono delle minoranze cristiane che non puoi costruire se non ci sono cristiani, quindi è inutile costruire una chiesa se non c'è un cristiano. Io sono stato, no, perché c'è gente che non sa. Allora, noi non abbiamo mai, tra l'altro, trasformato le chiese in stalle, come hanno fatto quando sono venuti a casa nostra. Li abbiamo trasformati in moschee. Posto sacro rimane sacro. Questa la gente... No, non è cioè, guarda, proprio no, per favore. Cioè, io dico, so Notre-Dame dell'Africa, almeno parlo di quello, è rimasta come tale. Saint-Augustin, che tra l'altro è un algerino, è rimasta la sua chiesa è rimasta lì, è dell'est dell'Algeria, è di Hipona. Io ho sempre detto, Saint-Augustin, chi non lo sa, il grande filosofo della Chiesa Cattolica, è un algerino, esclusivo nostro. E poi dopo, mi permetti, mi fermo qua, mi permetti dopo, perché tanti di quei programmi non mettono delle soluzioni sul tavolo. E mi piacerebbe dopo proporre delle soluzioni per mettere fine a questo qua, però non le cronache che succedono nelle nostre zone. Noi stiamo parlando di un problema globale. Allora vorrei dopo, magari, propongo quelle soluzioni, uno o due piccole. Però dobbiamo essere... Allora, no, breve. Allora, volevo solo dire che qua, come stanno cercando di impostare la trasmissione gli ospiti di fede musulmana, sembra quasi che sia il problema è un nostro problema, non sono loro il problema. Invece la realtà è proprio questa. Noi abbiamo un grande problema che sono loro. Cioè, ci siamo trovati nel giro di 20 anni a subire, perché non l'abbiamo voluta, una sorta di invasione pacifica fino a un certo punto della nostra cultura. Poi non è causa nostra se 2 mesi fa in Australia uno che si professava di fede musulmana ha preso in ostaggio della gente in un bar e ha ucciso 2 ostaggi, o un altro musulmano ha ucciso un agente, un soldato alla sede del governo in Canada, o è stato sgozzato da un fondamentalista islamico in Inghilterra, un soldato per la strada. Cioè, non è un problema che siamo noi che stiamo creando, un problema siete voi. E quindi i primi a doverlo risolvere siete voi. Non fare le vittime perché noi vi guardiamo con uno sguardo diverso. La gente ha paura. Poi mi venite in Italia, pretendete di girare, non dico voi due, chiaro, stiamo facendo un discorso generico, venite in Italia, pretendete di girare come nel Sahel col cammello un altro po', è ovvio che la gente vi guarda con sospetto. Le vostre donne, andate, allora, visto che sorride il nostro rappresentante del PD di Udinese, andate nel sud della Francia. Sei mai stato nel sud della Francia? Sono stato anche a Marsiglia, dove c'è la terza della popolazione. Bene, io ho visto i cammelli con i musulmani che andavano a portare la legna a casa, li ho visti io. Non li ho visti.
Beh, insomma, perché non ci sono i cammelli in Francia? No, non lo so, non l'ho visto, onestamente. Non ci sono i muli in Francia? Comunque, non è questo, basta che ci sia uno zoo per un animale come tutti gli altri, non so cosa vuol dire che girano dentro tu hai capito molto infatti bene. Questa è la sottigliezza del vostro linguaggio, grezzo. No, questo è il problema. Ma noi siamo leghisti, brutti, cattivi, grezzi. Però vi conviene proprio. Il problema è un altro. Il vostro problema è che noi alla gente queste cose non le stiamo dicendo da ieri l'altro, queste cose le stiamo dicendo dal 2000, io le sto dicendo queste stesse cose che dico stasera, le dico dal 2001, perché le avevo viste prima. Lei è molto intelligente, peccato che il suo governo... Io sono semplicemente una persona normalissima che ha una laurea in medicina in tasca, ha fatto la sua scuola, non sono né più intelligente di te, ma non sono fesso. E siccome vi conosco molto bene, voi sapete benissimo quali sono i nostri punti deboli. Voi musulmani sapete quali sono i nostri punti deboli. Perché è così? Cristiano. Ma no, ma non mi offenderai mica se mi chiamassi cristiano. Nemmeno io, ma non serve. E allora? Se chiamiamo ebreo il professore... Perché vede, chiamare voi musulmani vuol dire che mettere no, chiamare noi musulmani, io mi sento italiano quanto è lei, solo vuol dire io con qualche piccolo distinguo magari, perché no, le garantisco che forse in alcuni casi sono meglio di lei, sa perché? Ecco, già meglio di me, vedi? Ecco. In alcuni casi. Cosa siete, la razza superiore perché avete Allah? Ma dai, ma su, fammi una cortesia, dai. Posso dirle una roba? Non ci fai una bella figura, ascolta me. Peccato che lei è qua oggi, sta dicendo... Perché lo so, per te è un peccato, immagino. Peccato che lei sta dicendo oggi roba che aver visto il futuro. Quando eravate al governo, con il governo Berlusconi, nel 2010, avete fatto entrare parti dalle crociate al governo Berlusconi. Senti, di che hai un presidente che si chiama Renzi, un bamboccione che ci sta riempiendo l'Italia di centinaia di migliaia di clandestini. Di che questa è la verità. Di che uno che va a fare il semestre europeo, va a fare un discorso al semestre europeo, non c'erano neanche quelli del PD a ascoltarlo. Ma fate una cortesia, parliamo di cose serie e non di Renzi che è una barzelletta. Dai, parliamo di cose serissime. Quando eravate al governo avete fatto lavorare 120 persone. Sì, saremmo stati noi a massacrare. Posso dirlo? Velocissimamente. No, c'è un'altra persona al telefono, però non possiamo stare... Io rispetto la persona. Appunto, allora rispondiamo, dopo continuiamo. Se spostate l'argomento su Berlusconi, tra l'altro sostiene il PD adesso. Pronto? Rispondo immediatamente, guarda. Pronto? Pronto? Buonasera, scusi l'attesa. Pronto, buonasera, vi sto guardando e ascoltando con molto interesse. Prego. Da donna di sinistra, stasera ancora una volta non posso che confermare la mia solidarietà a un uomo di destra, incredibilmente alla Lega, un leghista, all'ex sindaco Bortolotti, perché dalla mia esperienza personale che ho avuto a che fare molti anni fa, circa quasi 20 anni fa, ho vissuto e posso confermare tutto quello che sta dicendo il signor Bortolotti, ovvero c'è un processo sistematico di islamizzazione in corso, pacifista, subdolo, che sta avvenendo nei nostri paesi occidentali. Personalmente, e poi specificherò molto velocemente, personalmente dico, non dobbiamo avere paura dal web, da Al-Qaeda, dal califfato, dal califfo di turno che ci dà delle minacce dirette, perché quelli sappiamo chi sono dei terroristi, ok, ma sono schietti, sono sinceri, seguono la Sharia, seguono ciò che il Corano indice loro di fare, nero su bianco, dall'arabo alla traduzione italiana del Lucoi. Signora, da dove ci chiama? Io la chiamo da Tricesimo, dalla provincia di Udine. Beh, so dov'è Tricesimo, sì. Esatto, sono vicinissima a voi. Ecco, senta, l'ultima volta cosa ha votato? Lei diceva a sinistra, ma... Allora, io l'ultima volta ho dissentito perché sono veramente delusa. Bene, è la penultima cosa italiana. Sono delusa dalla buonista sinistra italiana. Bene, Quindi vogliono i controcoglioni, come ha detto prima signora Bortolotti, scusate il termine. E le dico un'altra cosa e poi chiudo. Sì. L'Islam moderato è un'invenzione dei mass media occidentali, perché nella nostra cultura esiste il concetto di laicità, non esiste il concetto di moderazione o di laicità nella lingua araba e nella cultura islamica, non è previsto. Si fermi, o si ferma allo sfumo, signora, scusi, o si ferma allo sfumo. Domani andasse a votare? Dove metterebbe la crocetta?
la metterei su Lega Nord. Da Quindi- napoletana, Sì. napoletana proprio- che vive da 18 anni in Friuli, io a questo stato di cose voterei Lega Nord per il semplice fatto che 20 anni fa ho conosciuto una persona che adesso è in studio da voi. Sì. Sì, il signor Slatni Bouraoui, pseudo rappresentante delle comunità islamiche, Sì. da comunità islamica di Udine, Sì. il quale quando sentiva il termine Islam moderato, Sì. dai mass media italiani parliamo di fatti storici dall'11 settembre in poi, no? Sì. Si metteva a ridere perché diceva cosa significa moderato? L'Islam è uno, si segue la Sharia, punto e basta. Loro non lo ammetteranno mai che le vignette, cioè loro la pensano Signora- come terroristi. Bene, Ha bene, capito? beh, insomma- Che non lo ammetteranno mai Vabbè, perché insomma, sono subdoli. non generalizziamo che non va mai bene. No. Signora, dai, perché sennò... Bouraoui vuole replicare, grazie. No, io sinceramente non ho mai messo la mia vita privata, diciamo, sul palcoscenico. Quindi la chiudiamo lì. No, la chiudi lì. Pronto? Pronto, buonasera. Prego. Mi chiamo perché, mi scusi, ma ognuno continua a difendere la propria cultura, i propri valori e per l'amor del cielo è corretto. Sì. Però continuiamo a parlare di dettagli, continuiamo a generalizzare, parliamo di destra e di sinistra e allo stesso tempo mettete delle immagini dei blitz, degli attentati Sì. e sono morte delle persone. Ve ne rendete conto che sono morte delle persone, Sì, degli sì. esseri umani? Sì, non siamo Ok, ciechi. E continuate tutti a difendere la vostra cultura, ma da quando è che voglio dire, Sì, continuiamo tutti qui. costantemente da anni a difendere la propria società, la propria cultura, il proprio credo politico. Sì. E Lei, scusi, da dove ci chiama? Da Udine. Prego. E dove vuole arrivare con questo intervento? Voglio arrivare che dovremmo magari parlare a un piano superiore, un po' più elevato, un piano di cui tutti hanno paura di parlare, ovvero qual è? Ci insegni L'amore lei, tra gli esseri umani, l'umanità. Siamo esseri umani tutti quanti o sbaglio? Il musulmano non può diventare cristiano, siamo d'accordo, il cristiano non può diventare musulmano, siamo d'accordo. Perché continuare a fracassarci la testa su queste cose? Siamo umani, parliamo di generosità, continuate a difendere, ognuno continua a difendere la propria cultura, ma guardatevi negli occhi e cercate di rispettarvi un attimo mentre vi parlate, non vi siete guardati negli occhi un attimo. Ah no, beh no, io Siete l'ho guardati esseri umani tutti negli occhi. Quanti? Amatevi, che quanto è difficile sorridersi, è così bello, veramente. Ho capito. Quanti anni ha, signora? 22. 22. Beh. Bene, grazie per aver chiamato. Non è mica offensivo perché aveva 20 anni. 22 ha una vita davanti. Aspettativi. Orioles, andiamo a chiudere che Certo, stiamo già la mia sforando. conclusione è molto breve. A differenza di quanto è stato espresso più volte qui, io invece credo nell'integrazione, è la mia missione lavorare per capire qual è il modello con cui convivere tutti insieme. Ecco, ci crederò ancora di più il giorno in cui diciamo tutti insieme convergeremo su questa conclusione che ci è stata leggermente suggerita dagli attentatori di Parigi. Siamo in guerra contro, non contro, cioè ci hanno dichiarato guerra e il nostro nemico si chiama Islam radicale e oggi per inciso, si chiama Al-Qaeda, oggi per inciso proprio stamattina è arrivata la rivendicazione da Al-Qaeda nello Yemen e in questo comunicato viene specificato che quello che è successo a Parigi è la volontà del vice di Osama Bin Laden, di Zawahiri. L'ha orchestrata lui, questa mossa. Ecco, io credo che ci sono tantissimi i musulmani che condividono questa idea che dobbiamo debellare questa minaccia non alla civiltà europea occidentale, alla civiltà dei diritti dell'uomo, alla civiltà universale. Mi è piaciuto che i musulmani udinesi siano scesi in piazza per dire questa cosa, per sottolineare che il terrorismo non è la risposta contro i problemi che affliggono il mondo. Io continuo ad essere fiducioso e continuerò a ritenere amici Osam, Bouraoui. Dai che andiamo a chiudere, che stiamo già sforando. Osam, giusto 20 secondi a testa così vi faccio parlare tutti. Secondi. Come diceva Marco, io credo fermamente dell'integrazione, un processo già avvenuto, che le voglia la Lega o meno. Io non ho mai preteso da parte di un cristiano di condannare i preti pedofili negli Stati Uniti d'America perché considerandoli che sono
cristiana, allora sono tutti cristiani pedofili, ci mancherebbe altro, né quando quel fanatico integralista bastardo che ha ucciso 70 bambini in Norvegia, non ho chiesto ai cristiani di prendere la distanza, io condanno questi attentati, credo fermamente nell'integrazione, credo nel rispetto della legge e nella laicità dello Stato italiano, sono per un'integrazione e una convivenza pacifica, ma sono altrettanto fortemente convinto che questa strada di inimicarci a vicenda e guardare che questo diverso allora è una potenziale minaccia, questo ci porta a uno scontro che non oso neanche immaginare, un mondo dove ci sono 1.700.000.000 di fedeli di islamici, poi andiamo a vedere questi sono musulmani veri o meno, e io non ne credo che siano tutti musulmani perché c'è una confusione tale che una persona che pratica o confessa una religione allora una minaccia, non ne credo che sia questo. È peccato che purtroppo le viene dato credito a questi fanatici integralisti che non viene dato credito alla stragrande maggioranza dei musulmani che prendono distanza di questi e subiscano in prima persona gli attentati, perché quello che è successo in Egitto, in Libia, in Siria, in Iraq, ovunque, in Nigeria, ovunque, in Algeria, una guerra civile ha durato 150.000 vittime erano musulmani. Allora spiegatemi voi che questa non è, le vittime principali sono musulmani, non cristiani. Osam, sono passati 20 secondi. Grazie, Bortolotti? scusami. No, dico solo una cosa, l'integrazione tra noi e il mondo musulmano non potrà mai esserci, lo sanno benissimo gli ospiti che sono qui questa sera, potrà esserci soltanto una coabitazione nel rispetto delle regole, le nostre. E io mi batterò sempre, finché potrò farlo, perché ragazze come quella di 22 anni che ha prima detto la sua opinione lo possa continuare a fare nel suo paese, sia lei sia italiana o di seconda generazione, potrebbe essere anche una ragazza nata qua da genitori stranieri, non lo so, ma io mi batterò sempre perché lei possa dire quello che pensa, non come avviene nel mondo musulmano dove le donne sono trattate in uno stato di schiavitù, dove c'è l'infibulazione, la lapidazione, i mariti possono avere 4 mogli dove? In Trentino Alto Adige, dai. Neanche Babbo Natale. Guarda, lei non ha passato neanche al tagliamento per parlare del mondo islamico. Voglio vedere il suo passaporto in quanti mesi dovreste concedermi voi siete come vi ho sempre immaginato, siete molto intelligenti ma altrettanto molto furbi. E qua chiudo. Allora, e poi andiamo a voi. Neanche Babbo Natale negli asili e scuole per rispetto di chi? Loro hanno rispetto di noi? Povera Italietta sinistroide. Iniziate a predicare nelle moschee della nostra lingua, altrimenti ci viene il sospetto che state nascondendo qualcosa. Ci vuole la massima trasparenza per una vera integrazione. Ma credo che la rispondo io al volo. Sì. La cerimonia di venerdì la traduco io da anni. In italiano? Certo. Questo uno. Due, per quanto riguarda la convivenza, la storia smentisce tante persone che dicono non c'è convivenza, basta vedere un po' le spare che la gente non legge, sfortunatamente. C'è stato dei esempi straordinari in Indonesia, anche in Spagna quando c'erano i musulmani, non vorrei entrare nei dettagli di questi. Io adesso voglio andare un po' contro, non incontro, il mio amico Marco. Usam e anche Marco. Tutte e due. Beccale tutte e due, dai. Sì, no, tutte e due. No, parlando dell'Egitto, noi abbiamo avuto questa nascita veloce questo Stato islamico in Iraq e in Siria, cioè nell'arco di 15 mesi, anche di meno, gente che gira con missili 14 metri lunghi. Io vorrei sapere dove sono finiti questi intelligence, cioè soldi da dove arrivano, ma anche quelli di Parigi. Se sono mandati da un Stato è una dichiarazione di guerra, se è un atto isolato è un conto. Se è una piccola cellula la dobbiamo cercare e vedere chi li sta finanziando, dobbiamo andare sempre dietro. Se è un atto isolato loro possiamo mettere a livello di delinquenza, se no è proprio un atto di guerra, quello che è stato fatto. Ora loro dicono che sì, sia arrivato. Quello che ho notato qua, almeno in Occidente, quando arriva questo fatto di democrazia e arrivare al potere tramite le urne, per gli islamici è vietato. Adesso aspettatevi, ve lo dico io, ce ne parliamo fra un anno o due, che cosa succederà in Egitto. Adesso avete un generale che ha fatto un colpo di Stato, tutti si girano la testa come non ci fosse niente. Noi, questo tipo di atteggiamento occidentale, nel mio paese ci è costato, come ha detto l'amico, 200.000 morti, 36.000 scomparsi, 1 milione di sfollati, tra cui il sottoscritto. Io dico,
dobbiamo stare attenti a chi dobbiamo stringere la mano, non andare facilmente come nostro primo ministro a stringere la mano a un generale dicendo guarda che hai fatto bene di aver fatto un colpo di Stato. I fratelli musulmani dal 1920 non hanno mai impugnato un'arma, sono nella politica nel 1920, l'unico momento quando hanno fatto perché hanno sparato Sadat. Io volevo soltanto chiedere per le soluzioni. Hanno ucciso Sadat, un fatto piccolo, hanno ucciso un presidente. Sì, è un fatto piccolo, ma dai allora, va bene, non vorrei entrare in queste cose sporadiche. Noi abbiamo la soluzione. I d'Egitto chi l'ha ammazzato? Allora, ci vuole un'altra punta. Secondo me sono stati gli americani. Guardi, no, analizzerai bene. No, la stessa cosa, analizzeremo anche la roba del dromadario in Francia, l'hanno fatto per la mancanza di benzina o per il caro benzina. Sto dicendo, per quanto riguarda le piccole soluzioni che possiamo fare, allora, innanzitutto non dobbiamo girare la testa così senza chiudere l'occhio su quello che sta succedendo in Palestina. Questo è un focolare e dobbiamo stare attenti. Una cosa, devono esserci delle forze internazionali a premere sulle due parti, definirla, palestinesi e israeliani. Uno. La seconda cosa, i governi, soprattutto la politica estera, dobbiamo stare attenti a rivedere un po' la politica e gli interventi, perché la Francia, dal momento in cui è entrata in Niger, in Chad, in Mali, adesso anche in Siria e in Iraq, io sto dicendo i fatti, evidentemente sono in guerra. I francesi ora, come in guerra, come li hanno già gli americani degli anni 90. No, chiudo, va bene. Grazie. Io vorrei combattere questo atteggiamento molto diffuso, specialmente nella sinistra, ma non solo, in cui si tende a dire da una parte ci sono i musulmani, sono quelli buoni, dall'altra ci sono i terroristi. I terroristi quando sgozzano, tagliano la testa o sparano a qualcuno e gridano Allahu Akbar, è molto difficile pensare che siano solo dei casuali terroristi, e questo lo fanno solo loro in questo momento. Ecco, questo vorrei dire. Poi la domanda che mi ha fatto all'inizio riguardava la comunità ebraica francese. La comunità ebraica francese è spaventatissima da questo, perché lo vediamo con l'immigrazione massiccia che c'è dalla Francia verso Israele, è stata vittima di attentati proprio con il grido Allahu Akbar contro gli ebrei, perché questo fa parte di quella cultura. Ed è una guerra che non è recente, ma si può far risalire proprio agli anni in cui nascono i fratelli musulmani, gli anni in cui Ataturk ha dichiarato la fine del califfato e per 100 anni vogliono ricreare il califfato, è tutto lì il problema. Allora, abbiamo sforato di ben 20 minuti, ma evidentemente l'argomento era piuttosto caldo, l'abbiamo visto dalle tante telefonate e dalle decine di messaggi che sono arrivati questa sera. Sicuramente ci torneremo, Borawi, perché diceva faremo un'altra serata, ci sono tanti argomenti sul tavolo, ne abbiamo affrontati alcuni, altri verranno approfonditi meglio magari in un'altra occasione. Ringrazio Elio Khabib, rappresentante della comunità ebraica per Udine, grazie Khabib. Saluto Borawi Zlatny della comunità islamica di Udine, un saluto a Enzo Bortolotti della Lega Nord. Buonasera a tutti. Buonasera. Osama Zizze, consigliere comunale del PD a Udine. Buonasera. Buonasera. E grazie anche a Marco Orioles, saggista e autore di libri sull'Islam. Buonanotte Orioles. Buonanotte. Grazie alle persone che hanno lavorato con me questa sera, Luigino Vecchiarutti, Pierangelo Butazzoni e Francesco Zoletto alla mia sinistra. Buonasera.